Si preparano le due squadre per l'ingresso in campo e dunque amici sportivi, benvenuti e bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Oggi, nonostante la giornata un po' grigia e piovosa, non si ferma sicuramente il calcio e di conseguenza non si ferma TF San Cataldese, match valido per il campionato Under 15 Elite. Mentre aspettiamo che le due squadre entrino in campo, iniziamo a leggere gli uomini a disposizione della TF. Con il numero 1 abbiamo Mellina Marco, col numero 2 Pecoraro Giuseppe, col numero 3 Iobua Roveiro, col numero 4 Minardi Giovanni, col numero 5 Danna Marco, col numero 6 Riggio Riccardo, col numero 7 Scavone Francesco, col numero 8 Arini Mattia Pio Maria, col numero 9 Cusimano Cristian, col numero 10 Favaloro Rosolino, col numero 11 Frisco Gabriele, col numero 12 Nuzzo Manfredi, col numero 13 Buffa Marco, col numero 14 Bernardo Federico, col numero 15 Raffadale Ignazio, col numero 16 Barone Daniele, col numero 17 Picciuca Vincenzo, col numero 18 Programma Luca, col 19 Siciliano Francesco e col numero 20 Turtudici Edoardo. Manca ormai pochissimo all'ingresso delle due squadre in campo. Si aspetta probabilmente soltanto il direttore di gara. Le due squadre sono già in fila, pronte a fare l'ingresso. Arriva il direttore di gara col suo fischietto e fa capire che è quasi tutto pronto per iniziare. Check di routine per quanto riguarda le reti. Nel frattempo vediamo entrare anche l'Under 17 che scenderà in campo nel match successivo a questo contro l'Academy Palermo, ma per adesso è solo tempo di TF San Cataldese. Le due squadre iniziano ad entrare in campo. Adesso, mentre attendiamo il lancio della monetina, abbiamo già letto gli uomini a disposizione della TF, adesso leggiamo quelli a disposizione della San Cataldese. Col numero 1 abbiamo Mangione Andrea, col numero 2 Mayra Derek, col numero 3 Montalbano Gabriel, col numero 4 Stagno Rosario Samuele, col numero 5 Lattuca Marco, col numero 6 Didas Maruane, col numero 7 Palermo Daniel, con l'8 Sciandru Alessandro, col numero 9 Misuraka Sebastiano, col numero 10 Mistretta Marco, col numero 11 La Rocca Nicolas, col 12 Raimondi Marco, col 13 Banchieri Matteo, col numero 14 Camilleri Matteo, col numero 15 Falsone Gabriele, con il 16 Fangiamore Pietro, col 17 Napoli Gianluca, col 18 Saetta Nicolò e col 19 Vetrano Giuseppe. Le due squadre si caricano prima dell'inizio della partita. Ormai è questione di pochi secondi prima che il match abbia inizio. La San Cataldese si dispone alla sinistra del campo, mentre la TF sulla destra. Il primo pallone toccato sarà della squadra ospite.
Si aspetta solo il via da parte del direttore di gara per poter iniziare, che inizia a sistemarsi il cronometro e dà il via adesso. Si può ufficialmente cominciare TF San Cataldese, match valido per il campionato Under 15 Elite. Subito prima rimessa laterale in favore della squadra di casa. Rimessa laterale battuta, subito intercettata dalla San Cataldese, ma pallone che spiove in aria, allontanato di testa dalla difesa della squadra ospite, e dopodiché lotta di possesso tra le due squadre. Prova a ripartire in qualche modo la San Cataldese. Ottimo recupero da parte del numero 7 della TF che subito serve! Cusimano che tenta il tiro. Si fa subito calda la partita al primo minuto del match, neanche il primo minuto del match. La TF si fa subito vedere presente. Ottimo recupero da parte del numero 7 Scavone che aveva servito Cusimano, che si è trovato a tu per tu con il portiere, che si è fatto trovare pronto. Nel frattempo arriva un fallo. Sarà dunque punizione per la squadra ospite. Due uomini sul pallone per la San Cataldese. Una punizione sicuramente interessante. Staremo a vedere ora la realizzazione. Punizione battuta. Cercato il tiro diretto in porta, mancato però lo specchio. Va a recuperare Mellina il pallone, si prepara per la rimessa dal fondo. Batte corto Mellina per il compagno alla sua sinistra, che poi prova a lanciare sulla fascia, pallone che però non trova nessuno. Sarà dunque rimessa laterale per la San Cataldese. Pallone intercettato dalla TF che prova a lanciare lungo. Nessuno però degli uomini in maglia nero-rosa era proposto là davanti. Recupera dunque la San Cataldese e prova ad affondare sulla corsia di sinistra. Interviene prontamente la TF, che allontana il pericolo, concedendo però una rimessa laterale alla squadra ospite. Rimessa che viene prontamente battuta e che verrà adesso ribattuta in quanto il pallone è nuovamente uscito fuori. Lotta di possesso tra le due squadre, lotta la TF per riaccaparrarsi il pallone, palla ancora però tra i piedi della squadra ospite. Adesso ottimo recupero da parte della TF. Tentato il lancio lungo sempre verso Cusimano, pallone che però è terminato fuori. Ma per battere la rimessa laterale Yobua, ancora un altro pallone finito fuori. Altra rimessa laterale, sempre Yobua che prova a servire i compagni, pallone che poi viene allontanato, ma intercettato di testa dal numero 4 della TF che insiste. Ha provato Minardi a recuperare un pallone interessante in zona avanzata. Nel frattempo fallo ai danni di Scavone. Sarà dunque punizione per la TF. Va sul punto di battuta Favaloro.
perde qualche secondo. L'arbitro mette il fischietto in bocca, dopodiché dice che si può andare, batte Favaloro, pallone che spiove in aria, poi viene allontanato di testa dalla difesa della San Cataldese, che può provare a ripartire sulla corsia di sinistra. Attenta la TF che non concede la ripartenza. Sarà rimessa laterale per la squadra ospite, che già è stata battuta. Pallone tra i piedi della San Cataldese. Pressa molto alto la TF, si fa vedere. Pallone intercettato. Altro pallone intercettato, tentato il lancio lungo nelle zone più avanzate per la terza volta. Pallone che stavolta però termina fuori. Non riesce ad arrivarci Cusimano. Va per battere la rimessa laterale Mayra. Serve il compagno che prova ad avanzare con un passaggio sulla corsia di destra. Altro pallone recuperato alla TF. Ciò non basta. Palla che rotola fuori dal campo. Sta sicuramente mostrando gli artigli la TF in questi primi minuti di gara. Rimessa laterale battuta, intercettata di testa dalla San Cataldese. Prova a recuperare il pallone la TF, ancora pallone tra i piedi della squadra avversaria che prova ad avanzare. Viene fermato tutto per un fallo ai danni del numero 10 della San Cataldese, Mistretta Marco. Altra punizione interessante per la squadra ospite. Che ha nuovamente l'occasione di rendersi pericolosa su un calcio piazzato. Vedremo se saprà sfruttare la palla inattiva la squadra ospite per sbloccare in suo favore il match. Nel frattempo arriva il via dell'arbitro, battuto corto, dopodiché tiro subito murato dalla TF, che può provare adesso a ripartire sulla corsia di sinistra. Galoppa la squadra nero-rosa con il pallone tra i piedi del numero 11, che poi serve il compagno. Palla che poi viene allontanata. Ci aveva provato Frisco. Aveva provato a cogliere di sorpresa la squadra ospite galoppando sulla corsia di sinistra. Si è mostrata però molto attenta la San Cataldese. Nel frattempo rimessa laterale battuta. Cade a terra uno dei giocatori della San Cataldese, il direttore di gara lascia correre e questo paga la squadra ospite, che può ancora una volta provare ad affondare il colpo sulla corsia di sinistra. In questo momento prova a farsi spazio la San Cataldese, pallone che va a sbattere sul muro nero-rosa e poi rotola fuori dal campo. Si prepara Mayra a battere la rimessa laterale, lotta Iobua sul pallone, devia leggermente la traiettoria, pallone però ancora nell'area della TF, viene allontanato in qualche modo, poi tiro sempre di Mayra che non trova lo specchio della porta, ha provato la prodezza da fuori area, ciò però non ha pagato. Mellina va dunque a recuperare il pallone, a prepararsi per la rimessa dal fondo. Batte corto Mellina. Lancio lungo della TF, non trova nessuno però. E palla che termina fuori. Sarà dunque rimessa laterale per la San Cataldese.
L'arbitro fischia una punizione. Nel frattempo cronometro che continua a scorrere, siamo a quota 10 minuti di gioco. Ancora 0-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Qualche ottimo squillo da parte dell'ATF che sin dal primo minuto si è fatta trovare sotto porta. Sanca Caldese che però sta reagendo, sta provando a reagire. Ed è proprio suo il calcio di punizione che sta per essere battuto. Pallone che va a spiovere in area, ci arriva in due tempi Mellina che scongiura il pericolo e poi lancia lungo per i compagni in profondità. Intercettato di testa dal numero 3 Montalbano. Lotta di rimpalli, altro pallone intercettato di testa dall'ATF che può provare a ripartire sulla corsia di sinistra e lo fa. Ripartenza che però viene disinnescata. Buono scatto da parte di Scavone, poi disinnescato in maniera appropriata da parte della difesa della San Cataldese che in questo momento ha il pallone tra le gambe e può provare a scattare sulla corsia di sinistra. Pressa molto duro l'ATF però. Pallone nel frattempo fuori misura che poi termina sul fondo. Si ripartirà dunque da una rimessa dal fondo per l'ATF. Mellina lancia lungo per i compagni. Intercettato il pallone dal numero 7 Palermo, poi pallone che termina fuori dal campo. Sarà dunque rimessa laterale per la squadra di casa che va subito a recuperare il pallone. Nel frattempo il cielo si fa sempre più grigio sopra il velodromo Paolo Borsellino. Attualmente non sembra star piovendo, però il tempo potrebbe cambiare da un momento all'altro. Nel frattempo ripartenza da parte della San Cataldese che può provare a rendersi pericolosa. Ci mette una grande pezza Mellina che allontana il pallone smanacciando, concedendo però il calcio d'angolo alla San Cataldese. Ottima prova finora quella di Marco Mellina, l'estremo difensore dell'ATF, che si è fatto trovare pronto in più occasioni. Nel frattempo pallone che spiove in aria, riesce ad arrivarci la San Cataldese che lotta alla bandierina per il pallone, altro pallone in mezzo. Mellina lo lascia correre sul fondo, dopodiché va a recuperare il pallone e si prepara alla rimessa dal fondo. Rimessa battuta corta, si prende qualche attimo in più di tempo l'ATF per costruire l'azione, dopodiché lancio lungo a cercare i compagni in profondità. Altro pallone che viene intercettato dall'ATF che può provare a ripartire sulla corsia di sinistra. Lotta la San Cataldese, concede inizialmente vantaggio l'arbitro, dopodiché ferma tutto. Lancio lungo da parte della San Cataldese, l'arbitro però ferma tutto, invita a ribattere. Aveva provato a cogliere di sorpresa l'ATF, la squadra ospite. Nel frattempo inizia a piovere sul velodromo Paolo Borsellino.
il che certamente non renderà la vita semplice alle due squadre in campo. Nel frattempo ci si prepara per un calcio di punizione battuto dal numero 10 Favaloro, che prova a cercare subito i compagni in aria, pallone che termina sul fondo. L'ultimo tocco però sembra essere della San Cataldese, di conseguenza si ripartirà da un calcio d'angolo in favore della TF. Chiamato lo schema, calcio d'angolo battuto, colpo di testa allontanato con le mani da Mangione, che non riesce però a trattenere il pallone. Nel frattempo palla ancora tra i piedi della TF, ottimo scambio, perché cross cercato in aria, pallone che termina fuori stavolta. Va a recuperare il pallone Mangione, che ripartirà da una rimessa dal fondo. Mangione invita i compagni a salire, posiziona il pallone, si prepara per un rinvio lungo, intercetta di testa la TF, lotta sul pallone per le due squadre, ancora un'altra palla intercettata dalla TF, pallone che però rimane tra i piedi della San Cataldese, che prova a farsi strada per vie centrali, molto alto il pressing della TF, paga, pallone tra i piedi adesso del numero 11 che non riesce ad agganciare bene il pallone. Altra buona lettura da parte della difesa della TF, e pallone che termina in rimessa laterale. Dopo qualche squillo da parte della San Cataldese, ritorna con gran vigore la TF, pressando molto duro e alto sugli avversari, infastidendo non poco la manovra di costruzione della San Cataldese. Nel frattempo altra rimessa laterale per la TF in una zona interessante, pallone che va a spiovere in aria e poi l'arbitro ferma tutto. Fuori gioco. Si riparte dunque da una punizione per la San Cataldese, che va a battere Mangione, ancora una volta lunga, pallone colpito in maniera un po' imprecisa, pericolo sfiorato per la squadra ospite. Altro fischio da parte dell'arbitro, vola il primo giallo del match ai danni della TF. Punizione battuta dalla TF, poi ferma tutto ancora una volta il direttore di gara. Sembra proprio che si dovrà ribattere la punizione. Ed è proprio quello che avviene. Punizione ribattuta, pallone intercettato più volte di testa dalla TF, che prova ad allontanare come può il pallone, poi tentata l'acrobazia da fuori area, pallone che però non trova lo specchio della porta. Si è fatto trovare più volte presente, scusate, Pecoraro in fase difensiva. Palla battuta a lungo nel frattempo. Lotta sul pallone il numero 8 della TF, che prova a farsi strada sulla corsia di sinistra e poi viene fermato in maniera fallosa. Ottima azione da parte di Arini, che adesso va a posizionarsi in area. Batterà il solito Favaloro, la punizione. Favaloro si asciuga il volto, la pioggia inizia a essere sempre più battente sopra il velodromo.
Punizione battuta, pallone che spiove in aria, poi allontana Mangione, ancora una volta non riuscendo però ad afferrare il pallone, poi tentato il tiro al volo, non colpita perfettamente la sfera, palla ancora tra i piedi di Favaloro, dopodiché recupera la San Cataldese che può provare a ripartire sulla corsia di destra, legge bene ancora una volta Favaloro, ma ancora palla tra i piedi della San Cataldese, muro stavolta di Minardi, e pallone che termina in rimessa laterale in favore dell'ATF. Corre Yobua a batterla, rimessa battuta, lotta sul pallone l'ATF, prova a farsi strada tra le maglie della San Cataldese, pallone che però termina fuori, sarà rimessa laterale per la squadra ospite. Gioca molto col fisico l'ATF. Lotta di rimpalli, pallone che poi termina fuori. Sarà dunque un'altra rimessa laterale in favore della San Cataldese. Nel frattempo cronometro che continua a scorrere, siamo quasi al 22esimo minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato al velodromo, ma occhio a questa palla che viene allontanata come può dall'ATF, che si fa vedere molto presente negli scontri aerei. Nel frattempo ancora pallone tra i piedi della San Cataldese che può provare a farsi spazio, palla che va a cercare i compagni in area, prova a servire i compagni in mezzo, il numero 7, ancora pallone che rimane lì e poi tiro che sblocca la partita, colto di sorpresa Mellina. Si fa in salita la strada dell'ATF. Ospiti che si sono rivelati alla fine più cinici sotto porta, riescono a portarsi a casa il gol che sblocca la partita, ma ancora il match è molto lungo e l'ATF ha mostrato a larghi tratti del match di mostrare gli artigli. Nel frattempo Mellina va per servire Yobua, pallone che rotola in rimessa laterale. Nel frattempo inizia a soffiare anche un vento abbastanza forte al velodromo Paolo Borsellino, come se non bastasse già la pioggia a mettere in difficoltà le due squadre in campo. Buona lettura da parte della difesa dell'ATF che lancia lungo dalle parti di Frisco, dopodiché l'arbitro fischia. Si ripartirà da una punizione in favore dell'ATF. Avanza la squadra nero-rosa. Va per battere il solito Favaloro. Pallone battuto a cercare e poi gol che sblocca la partita. Aveva inizialmente allontanato Mangione, palla che però è rimasta in aria, non si è fatta aspettare l'ATF per riagganciare subito il pari. Nel frattempo squadra ospite che va a protestare davanti al direttore di gara, ma niente da fare, è 1-1 al velodromo Paolo Borsellino.
Non si è fatta certamente aspettare la TF, che subito rimette il gioco in parità. Lancio lungo, facile per Mellina. Prova a ripartire nuovamente la TF. Ottimo il servizio da parte del numero 9 per il compagno sulla corsia di destra. Perché lancio lungo da parte di Mangione. Ferma tutto il direttore di gara. Si ripartirà da una punizione in favore della squadra ospite, che subito batte. Intervento duro ai danni del numero 8 della TF, l'arbitro lascia correre e ciò paga la squadra di casa, che continua a galoppare sulla corsia di sinistra con il pallone tra i piedi di Frisco e si guadagna una rimessa laterale in zona avanzata. Va il solito Yobu a recuperare il pallone e a batterla. Batte Yobua, pallone che però finisce tra i piedi della San Cataldese, che prova ad allontanare come può, concedendo un'altra rimessa laterale ancora più avanzata, ai limiti del calcio d'angolo potremmo dire, alla TF. Sempre Yobua a battere, pallone spizzato di testa a provare a servire i compagni, poi perde l'equilibrio il numero 2, si rimette subito in gioco, però ancora pallone tra i piedi della San Cataldese. Diventa sempre più difficile giocare in un terreno che si fa sempre più scivoloso, perché cross da parte del numero 10 della San Cataldese verso i compagni in area. Pallone che però termina sul fondo. Pallone battuto corto, dopodiché lancio lungo da parte del compagno, non riesce ad intercettare la San Cataldese, ci pensa subito il numero 9 Cusimano a recuperare il pallone e a scaraventarlo sulla corsia di destra, poi intervento falloso da parte della San Cataldese, che regala una punizione molto interessante alla TF. Attimi di colloquio con il direttore di gara da parte delle due squadre. Si riparte nel frattempo da un calcio di punizione molto interessante per la TF. Cinque le maglie nero-rosa in aria, 2 quella ai limiti dell'area. Punizione battuta, pallone che spiove, ancora una volta allontana Mangione senza trattenere, poi tentato il tiro che non trova lo specchio della porta. Siamo al 30° minuto di gioco, mancano 5 minuti al termine dei minuti regolamentari del primo tempo. Perché staremo a vedere quanti saranno quelli di recupero dati dall'arbitro. Nel frattempo un altro pallone intercettato molto interessante per la TF.
trattenuta sul numero 9 Cusimano, non ritenuta fallosa però dal direttore di gara. Si ripartirà comunque da una rimessa laterale in favore dell'ATF. Iobua è già pronto per batterla, aspetta solo il pallone che arriva in questo momento. Tentato il tiro da fuori area che non trova però lo specchio della porta. Va a Mangione a recuperare il pallone, si prepara per la rimessa dal fondo. Rimessa che viene battuta. Pallone ancora tra i piedi della San Cataldese, ma pressa forte l'ATF che si guadagna un'altra punizione. Vola il cartellino giallo ai danni della San Cataldese. Match che inizia a scaldarsi non poco. L'arbitro dà il via e si batte la punizione, pallone che spiove in aria. Prova a ripartire la San Cataldese, trattenuta da parte di uno dei giocatori dell'ATF che si becca anche il giallo per aver interrotto la ripartenza avversaria. Vola anche qualche spintone. Animi che si fanno forse anche fin troppo caldi. Il direttore di gara chiaramente è chiamato a ristabilire l'ordine e a disincentivare episodi di questo tipo. Nel frattempo batte la punizione la San Cataldese, la batte lunga, prova ad intercettare il numero 7. Altro pallone che termina fuori. Battuta la rimessa laterale. Altra rimessa laterale per la San Cataldese. Rimane a terra uno dei giocatori dell'ATF. Fortunatamente si rialza, non sembra essere nulla di grave. La rimessa invece è per l'ATF, non per la squadra ospite. Pallone che viene lanciato, intercettato subito dalla San Cataldese che si fa vedere pericolosa. Ma allo stesso tempo non si fa vedere disattenta la difesa dell'ATF. Un solo minuto al termine del primo tempo, più eventuali minuti di recupero. Qualche disturbo di troppo, stavolta causato dal numero 9 Misuraka della San Cataldese, che suscita anche le ire da parte dei temerari sugli spalti, che nonostante la forte pioggia si trovano sui seggiolini del velodromo Paolo Borsellino. Altro pallone che termina fuori. Altra rimessa laterale, stavolta per la San Cataldese. Invece no, era un calcio di punizione subito battuto in realtà. Ancora pallone tra i piedi della San Cataldese che scatta con la palla tra i piedi del numero 10 che prova a farsi strada tra le maglie nero-rosa, che invece riescono a intercettare il pallone e a lanciare lontano.
Ancora però palla tra i piedi della San Cataldese, altro recupero da parte della TF che prova ancora una volta a lanciare in avanti. Palla dalle parti di Cusumano che si trova a tu per tu con il portiere, riesce a portare il match in vantaggio per la TF. Sorprende l'estremo difensore della San Cataldese con un pallonetto e porta la TF in vantaggio. Quale miglior modo per chiudere il primo tempo della gara se non quella di andare negli spogliatoi con il risultato a favore? Nel frattempo si riparte, staremo a vedere per quanto ancora si giocherà. Probabilmente siamo ormai agli sgoccioli del primo tempo. San Cataldese che prova subito a rispondere, pallone tra i piedi della squadra ospite che prova a farsi strada tra le maglie nero-rosa, che però si fanno trovare numerose e attente. Altro lancio lungo, stavolta dalle parti del numero 11. Buona lettura da parte della difesa della squadra ospite che recupera e prova a ripartire in qualche modo, poi scontro abbastanza duro sulla fascia, rimane a terra uno dei giocatori della San Cataldese e uno di quelli della TF. Nella foga della ripartenza c'è stato uno scontro abbastanza duro. Entrambi i giocatori però sembrano non essersi fatti nulla di particolarmente grave. Si può dunque ripartire da una rimessa laterale in favore della San Cataldese. Si gioca ancora nel frattempo. Si sta per chiudere anche il terzo minuto di recupero. Altro lancio lungo dalle parti di Mangione che recupera con le mani e poi a sua volta rinvia lungo. Altra palla intercettata dalla TF. Ancora Cusimano che prova a servire il compagno. Palla ancora tra i piedi della TF. Ottimo scambio tra il numero 7 e il numero 11. Poi interviene in scivolata la difesa della San Cataldese, ma ancora pallone lì, attenzione. Arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara. Si chiude con il risultato di 2-1 il primo tempo di TF San Cataldese. Ci vediamo dunque all'inizio del secondo tempo. Pietro Infantino torna sulla panchina del Castrum Favara dopo il breve periodo di mister Terranova al suo posto ed è subito probante l'impegno al ritorno alla guida dei giallo-blu favaresi che dovranno vedersela allo stadio Bruccoleri contro una Nissa che a sua volta ha bisogno di tornare a vincere dopo i passi falsi contro Regina e Gelbison. Ciccio Di Gaetano schiera la sua classica formazione a trazione anteriore ma parte forte la compagine di casa con questo calcio di punizione battuto da Tripicchio. Varela viene anticipato in calcio d'angolo. Poi si porta in avanti con Napolitano la Nissa con questa sgroppata sulla sinistra che viene in qualche modo ostacolata anche da Ecegoyen. Poi la palla arriva comunque in mezzo, c'è la girata di Kragl respinta con la schiena da Demin con la minaccia che viene sventata. Poi ottimo pressing ai danni di Megna da parte di Varela, la palla rimane sul lato di sinistra con questo pallone che poi viene messo in mezzo, la respinta sulla conclusione a botta sicura da parte di Piazza. È una partita viva e divertente, si gioca in attacco da una parte e dall'altra, questa volta Kragl col destro, traiettoria velenosa che però si spegne ben lontano dai pali difesi da Lauritano. Poi prova a mettersi in propria linea che va a calciare sul primo palo, la palla colpisce l'esterno della rete, poi dall'altra parte anche Varela ci prova con il destro, conclusione dai 20 metri che sorvola la traversa. È un Castrum Favara comunque vivo e vibrante che ci prova con questa conclusione da parte di Demin, bloccata a terra da Castelnuovo. Dall'altra parte Nissa con il cross dalla destra, il colpo di testa di Alagna che non riesce ad indirizzare verso i pali, l'attacco però rimane vivo con la Nissa che prosegue con la sua offensiva con Terranova, il quale prova a passare al centro, viene fermato, si continua per il vantaggio e allora conclusione dalla distanza di Marco Palermo che sorvola
la traversa. Le immagini passano al secondo tempo con questo attacco da parte di Terranova, il servizio al centro per Palermo che deve inseguire la sfera per però piazzarla di giustezza col sinistro, ma non inquadra i pali. Insiste la Nissa con il primo tentativo col mancino di Olli Kragel. L'esito lo avete visto tutti e non è all'altezza delle qualità del tedesco. Dall'altra parte prova a mettersi in proprio piazza, conclusione velenosa a giro col destro. Castelnuovo la mette in calcio d'angolo, poi calcio di punizione di Tripicchio con la palla che sorvola la traversa. Insiste il Castrum Favara con questo schema un po' nato dal nulla, dal calcio di punizione con Tripicchio che riesce ad armare il piede di Piazza, il quale va a calciare col sinistro, c'è la respinta, poi tiro dal cuore dell'area di Ferrante, respinge con i piedi alla grande Castelnuovo e la parata che tiene in piedi la Nissa, che poi ci prova con questo tentativo dalla distanza di Terranova che sorvola la traversa. Poi dall'altra parte Castrum Favara ancora pericoloso con la grandissima giocata di Varela, la palla passa dal centro, non riesce a controllare la Privitera e questo è un errore che pesa, perché dall'altra parte torna a farsi vedere la Nissa con Ruotolo, giocatona da parte del numero 10 ad armare il sinistro di De Felice, è entrato alla panchina, non c'entra i pali, poi ancora Ruotolo che si mette la squadra sulle spalle, gran giocata sulla sinistra, altro pallone messo in mezzo, la girata di Provenzano che viene lisciata volontariamente da un compagno perché è in fuorigioco, segna la Nissa all'ultimo istante e la vince con la rete di uno degli ultimi arrivati, il classe 91 che realizza un gol fondamentale, la Nissa che torna a vincere e si riavvicina alle primissime posizioni della classifica, non riparte bene Infantino a Favara. Da Sportisir è tutto, alla prossima. Ciao a tutti amici di Sportisili e benvenuti qui dal Vito Di Marco di Cammarata, benvenuti ai piedi della montagna per Camarat contro Cus Palermo. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Insiste, prova a mettere il mancino al centro, arriva Russo, ancora il numero 11 Russo, prepara il destro, Dolenti, Pierce, il velo di Pierce a favorire l'ingresso di Ferreira Guerrero, si presenta così il 100-metrista portoghese e fa rampa finale con Visconti, ma occhio Maurè può andare al centro, Dolenti, Baio di prima a cercare Guadalupo, non è male come idea, ancora Guadalupo, il tacco a cercare Pierce, che magia di Guadalupo e segna Pierce. A Baio, vicino Pierce, ma Baio vuole andare da Guerrero che se ne va, Guerrero anticipato qui all'uscita di Cimmino per via centrali, il 26, ma non è che passa, è buono per Guerrero, l'ha presa in qualche modo qui Cimmino, la camiseta bianco-azzurra, non è che arriva adesso al centro, a vuoto Cimmino, traversa piena di Cracchiolo e poi ringrazia Cimmino perché il pallone ritorna da centro Boa per Pierce, c'è Guadalupo che mette il pallone al centro, Pierce spunta, ancora Pierce, lascia lì a Ledesma, cosa si è mangiato qui Matteo Ledesma? Vediamo ovviamente la parte finale, l'azione molto bella, qua riprende palla Osvaldo, può andare quindi lui, Osvaldo contro il portiere, Osvaldo lo salta e deposita il gol, Facundo Osvaldo! Mirabelli, Pierce scappa alle spalle della difesa, Pierce! Stava per far cadere giù lo stadio qui Nacho Pierce. Pallone entrante in aria, atterrato qui Colombo, si prende il calcio di rigore, va Colombo, buca le mani a Dolenti e trova la rete del 3-1. Testa, la prende Alaimo, ancora Colombo, in velocità, Caminita, in aria, Caminita, bloccato da Dolenti. O può andare Cus al campo aperto, la formazione di mister Zappamigna con la corsa di Russo che se ne va, Russo mette il pallone al centro, Dolenti, qua occhio, Pierce arriva, Pierce, poi il tacco qua di
Ledesma, palla per Pierce in aria, Pierce che è in fuorigioco e con il Kamrat con Danna che si propone bene lanciando per Pierce, ancora Danna di prima, grande giocata per Cuffaro che insiste in aria, Cuffaro al centro, 5-1 mancato qua da parte del Kamrat, incredibile errore in area piccola da parte di Osvaldo. Montelepre che però sbaglia, adesso Russo, Traoré, Dolenti la fa sua, lo tocco di Cracchiolo che poi riprende palla, Cracchiolo in aria, non serve Pierce, c'è Danna al limite, non tira e poi ancora Cuffaro, si accentra Cuffaro in aria, serpentina, calcio d'angolo, ma la palla va al centro dove c'è Pierce, ancora buona, bloccato in maniera regolare, adesso va lontano il Kamrat a cercare Pierce che di testa frena traccia per Osvaldo davanti al portiere, Osvaldo 5-1 scavetto e doppietta per Osvaldo. Occhio a Conè che può ripartire perché qua c'è stata una falla nella fascia mancina del Kamrat, può andare Conè, ancora il 15, Conè, doppio passo, Conè fatto impazzire lì la difesa avversaria. Pierce ancora, Pierce sterza, guarda la porta, Pierce colpisce molto male e questo è l'ultimo brivido. Kamrat vince e convince 5-1 al CUS che ci ha provato con i suoi giovanissimi. Interviene Antona e spazza il pallone. Lucera dall'uomo, Lucera entra in area di rigore, il tiro! Raimondo Lucera con il sinistro, grandissimo gol da parte di Lucera, spettacolo alla cognata, poi Ovosu lancia in avanti a cercare Giorgio Stassi che stoppa un gran pallone, poi prova direttamente la conclusione per pochissimo. La nostra bella Sicilia, intanto Stassi va solo in contropiede, è libero Veca, Stassi fa tutto da solo, Stassi, la conclusione ribattuta e qui evita, anzi no, lì, la nuova Bosu, davanti a cercare il muratore, anzi Licata, il pallone che sbatte sul palo, vicino al raddoppio il Gemini, Licata, Lucera, cross in mezzo, poi colpo di testa! Al 45esimo minuto di gioco che finisce fuori da Sassi, poi Colli guarda la porta, preferisce andare da Lucera, cross in mezzo a cercare Giorgio Stassi nelle Casteltermini, allora Olsen spalla alla porta, prova a servire dall'altra parte Agnello, fischia il direttore di gara, va Polito direttamente in porta, De Miere ci mette una pensa, poi la conclusione al volo di Giuseppe Noto, altra grandissima provvidenziale parata, Veca, poi Seite, ancora Veca, il cross in mezzo, Colli prova a staccare di testa, c'era riuscito Luigi Licata, Veca recupera palla, entra in area di rigore, ancora Simone Veca, perde l'attimo, l'arbitro fischia un calcio di rigore, è tutto pronto, parte Giorgio Stassi con il destro centrale potente, perfetto, 3-0 Gemini. Fa esultare Stassi davanti ai suoi tifosi, Re Giorgio Stassi, di nuovo il pallone su Lio, ancora Ovosu che scambia con Stassi, ancora Lio che può andare alla conclusione, Stassi in area di rigore, ancora Stassi, la deviazione e poi Licata, la grandissima parata di Avignone, riceve palla, ora Muratore, scambia con Licata, il cross in mezzo, Stassi ci prova ad andare in anticipo con questo colpo di testa, c'è il recupero palla delle Casteltermini con Noto, riesce a servire Giuliano che guarda la porta, Giuliano rientra, ancora Giuliano, pallone che esce sul fondo,
Bolito, il cross basso, pallone che passa. E qui l'arbitro che fischia 3 volte. Game over al Ferdinando Lombardo di Casteltermini. I Gemini conquistano l'importantissima vittoria. Quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di TF San Cataldese. Squadra di Chiasa che ha chiuso il primo tempo nel migliore dei modi, segnando il gol del vantaggio e completando a tutti gli effetti la rimonta, dato che il gol che aveva sbloccato la partita l'aveva fatto proprio la squadra ospite. Si aspetta solo il via da parte del direttore di gara per iniziare il secondo tempo di TF San Cataldese, match valido per il campionato Under 15 Elite. Via che arriva in questo momento, si può dunque iniziare il secondo tempo di TF San Cataldese. Continua a piovere sul velodromo Paolo Borsellino di Palermo, rendendo la vita tutt'altro che semplice alle due squadre in campo. Pallone nel frattempo che termina fuori, sarà rimessa laterale in favore della squadra di casa. Va il solito Yobua a battere. Lancio lungo nel frattempo, costretto ad uscire Mellina, che sembra aver ricevuto un pestone nell'uscita, rimane momentaneamente a terra, si tocca la gamba. Ci auguriamo nulla di particolarmente grave. Il direttore di gara va ad accertarsi delle condizioni del ragazzo. Staremo a vedere se gli assistenti dovranno entrare in campo. Va per rialzarsi Mellina, fortunatamente non sembra essere nulla di particolarmente grave. Si può dunque riprendere. Lancio lungo da parte della TF. Altra punizione in zona ben più avanzata per la squadra di casa. Tutti i compagni con le maglie nero-rosa avanzano, pallone battuto, va dritto in porta, costretto Mangione a smanacciare con le mani, garantendo un calcio d'angolo alla TF. Chiamato lo schema, corner battuto, pallone che spiove in aria, ancora palla tra i piedi della TF, poi lotta per il possesso alla bandierina, ma niente da fare,
Si ripartirà da una rimessa dal fondo. Mangione si prepara al rinvio lungo. Rinvio invece non particolarmente lungo, quello dell'estremo difensore della San Cataldese, palla tra i piedi della squadra ospite che prova a ritagliarsi qualche spazio per poter avanzare. Pressa molto alto la TF, in continuità con quanto fatto nel primo tempo. Il tempo numero 2 della TF che prova a chiudere le linee di passaggio. Pallone che termina in mezzo, allontanato dalle maglie nero-rosa. Ma ancora possesso San Cataldese e poi chiamato il fuorigioco. Primo cambio del match nel frattempo. Si prepara ad entrare per la San Cataldese il numero 14 Camilleri, scusate. Ad uscire invece il numero 9 Sebastiano Misuraca. Si riparte nel frattempo da una punizione in favore della TF che prova a lanciare lungo dalle parti di Cusimano. Rimessa laterale per la San Cataldese, lotta di rimpalli tra le due squadre. Altro lancio lungo di Yobua verso i compagni proposti in avanti. Rimessa laterale battuta, pallone ancora tra i piedi della TF che prova a servirlo in mezzo, poi tiro che scheggia la porta avversaria. Rimessa laterale, scusate, rimessa dal fondo per la San Cataldese che va a battere lungo, intercetta il numero 10 della TF e favorisce il compagno per la ripartenza. Lotta sul pallone Arini e si guadagna un prezioso calcio di punizione e anche un giallo ai danni della squadra ospite. Arriva qualche indicazione per Arini dalla panchina della TF. Nel frattempo due maglie nero-rosa sul pallone per battere il calcio di punizione. Si aspetta solo il via da parte del direttore di gara, 3 uomini in barriera per la San Cataldese. Ancora qualche attimo prima della battuta, arriva il via da parte del direttore di gara. Calcio battuto e poi dritto in porta. Arriva il gol del 3-1. Tutta la squadra va a esultare andando verso gli spalti. Allunga ulteriormente le distanze la TF. Squadra di casa che entra in campo
nel secondo tempo nel migliore dei modi, nonostante la situazione di vantaggio continua ad essere arrembante e la cosa paga e anche molto, si allunga ulteriormente la distanza con la San Cataldese, adesso è 3-1 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Nel frattempo altro cambio per la San Cataldese, entra il numero 13 Bancheri Matteo. Si riparte, lancio lungo della San Cataldese, facile da intercettare per le linee difensive nero-rosa, opta per il lancio lungo Favaloro, palla che termina però fuori, sarà rimessa laterale per la San Cataldese che ha subito fretta di accorciare le distanze con la squadra di casa. Pallone che termina fuori, altra rimessa laterale, però si ferma un attimo il gioco, rimane a terra uno dei giocatori del TF. Nulla di particolarmente grave, fortunatamente. Si riparte sempre da una rimessa laterale battuta dalla San Cataldese, che prova a farsi spazio sulla corsia di sinistra. Palla tra i piedi del capitano che opta per il tiro, va per tuffarsi Mellina, ma il pallone era abbastanza fuori lo specchio della porta. Mellina invita tutti i compagni ad alzarsi. Nel frattempo pallone che termina fuori. Va a recuperarlo l'assistente all'arbitro della San Cataldese. Poi rimessa laterale battuta dal solito Iobua. Pressa molto alto la TF, si fa vedere sempre presente. Buona lettura difensiva da parte della squadra di casa, pallone che termina in rimessa laterale. Aveva letto molto bene Pecoraro l'azione, e oltre ad allontanare il pallone si è anche procurato una rimessa laterale. Nel frattempo contatto abbastanza vigoroso a centrocampo, ha richiesto l'intervento in campo degli assistenti per entrambe le squadre. Deve essere stato un contatto abbastanza duro. Diversi compagni ad accertarsi delle condizioni dei ragazzi che in questo momento sono ancora a terra. Nel frattempo si muove qualcosa dalla panchina della TF, potrebbe arrivare a brevissimo un cambio. Devono starsi preparando il numero 16 Barone Daniele e il numero 17 Picciuca Vincenzo. Il cambio potrebbe dunque arrivare a momenti. Si ripartirà da una punizione in favore della squadra ospite. Punizione che viene battuta per i compagni all'indietro. Poi, dopodiché lancio lungo, intercetta la TF che può riprovare a partire con il pallone tra i piedi del numero 10. Va per il recupero Minardi che lancia lungo.
spedisce lontano il pallone la San Cataldese. Scontro aereo, sembra avere la meglio Yobua. Ancora pallone tra i piedi della TF che non molla un centimetro nonostante la situazione di vantaggio. Vola sul pallone il numero 11 Frisco e lo mantiene in gioco. Nel tempo lotta ai limiti dell'area Minardi per il possesso del pallone e si guadagna un preziosissimo calcio di punizione a pochi centimetri dall'area. Si appresta il solito Favaloro sul pallone, affiancato da Minardi. Staremo a vedere se la squadra di casa opterà nuovamente per puntare dritto alla porta. Arrivano 4 uomini a difendere in barriera la porta difesa da Mangione. Va per battere Favaloro e poi pallone che sfila sul fondo. L'ultimo tocco però sembra essere stato da parte di uno dei giocatori della San Cataldese, sarà dunque corner. Corner battuto, pallone che sfila davanti la porta, altro grande rischio per la squadra ospite. Nel frattempo sono finalmente pronti ad entrare in campo per la TF il numero 16 Barone Daniele e il numero 17 Picciuca Vincenzo. Nel frattempo battuta la rimessa dal fondo, subito si fanno vedere i due appena entrati. Cercata la traiettoria per lanciare il pallone in mezzo. Palla che rimane in aria e poi viene allontanata in qualche modo dalla difesa della San Cataldese. Lotta Yobua sul pallone, lancia lungo verso i compagni in profondità. Riesce nuovamente a recuperare il pallone della San Cataldese che prova ad affondare sulla corsia di destra, ma ecco che sulla stessa corsia recupera il pallone della TF e si appoggia alle retrovie. Lancio lungo dalle parti di Cusimano, lotta sul pallone il numero 16 Barone appena entrato e poi opta per il tiro che non trova lo specchio della porta, ma ottimo ingresso in campo da parte sia del numero 16 che del numero 17 che già si mettono in mostra. Rinvio lungo di Mangione, intercetta di testa la TF che non molla e continua a proporsi in avanti. San Cataldese in balia della forte aggressività della TF che continua a pressare forte e a provare a creare in avanti. Buona lettura da parte di Pecoraro e pallone che termina in rimessa laterale. Nel frattempo si prepara un altro cambio per la San Cataldese, ad entrare il numero 15 Gabriele Falzone.
Battuta la rimessa laterale. Intercetta di testa Iobua. Lancio lungo. Mellina recupera senza particolari difficoltà. Dopodiché si distende a terra per giocare un pochettino con il cronometro, anche se ancora ne mancano di minuti per la chiusura del secondo tempo di questa gara. Nel frattempo ancora TF che si fa vedere davanti, trattenuta abbastanza vistosa della maglia. Per il direttore di gara però non c'è nulla di irregolare. Aveva provato Picciuca a guadagnarsi una punizione in un luogo molto vicino all'ultima che è stata battuta ai limiti dell'area. Nel frattempo ancora pallone tra i piedi della TF che prova a farsi spazio. Si appoggia al numero 7, la squadra di casa, poi tiro murato e calcio d'angolo. Si procura dunque Scavone un altro corner. Rimane momentaneamente a terra il numero 9 Cusimano. Ancora pallone tra i piedi della TF che può optare per il corner, poi pallone murato dalla difesa della San Cataldese. Sarà rimessa laterale. Pallone ancora tra i piedi della TF. Prova a ripartire sulla sinistra San Cataldese per cercare in qualche modo di accorciare le distanze. Pallone che prova a finire in mezzo. Ci mette davanti Danna con il corpo. Sarà dunque corner per gli avversari, però nel frattempo altro cambio per la San Cataldese. Ad entrare è il numero 19 Vetrano Giuseppe. Si riparte dunque dal corner in favore della squadra ospite. Corner battuto, allontanato di testa dalle maglie nero-rosa, ma ancora pallone tra i piedi della San Cataldese, che prova con il suo numero 10 a farsi spazio. Pallone tentato di crossare in mezzo, completamente fuori misura però. Il pallone termina fuori, nel frattempo arriva un cambio anche per la TF. Ad entrare è il numero 13 Buffamarco. Rimessa dal fondo battuta corta, poi lancio lungo a cercare i compagni in profondità. Lotta abbastanza vistosa per recuperare il pallone da parte della San Cataldese. Sarà dunque punizione in favore della TF. TF dunque che si prepara a battere la punizione.
Pallone che va ancora una volta ad assaltare la porta avversaria. Stavolta però non trovato lo specchio. Va dunque a recuperare il pallone Mangione per prepararsi a battere la rimessa dal fondo. Va per prendere la rincorsa. Pallone intercettato dal numero 17 della TF. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Pallone tra i piedi del numero 16 che prova a mettere in mezzo il pallone. Ottima prova prima di Picciuca a recuperare il pallone, poi di Barone a tentare di servire i compagni in mezzo, guadagnandosi però un prezioso calcio d'angolo che adesso Scavone va a battere alla bandierina. Va Scavone alla battuta. Pallone spizzato di testa, poi Mangione recupera tra le braccia senza particolari difficoltà. E va per il rinvio lungo. Va per intercettare Favaloro, che spedisce la palla fuori dal campo. In modo anche da guadagnare qualche secondino per respirare. Intercetta il pallone la TF che prova a proporre in avanti. Prova la squadra di casa ad affrontare sulla corsia di sinistra. E altra punizione interessante per la TF. Proprio lì dove uno dei gol della squadra di casa è stato segnato. Staremo a vedere se la TF sarà in grado di ripetersi. Pallone che va dritto sulla porta e si ripete. La TF allunga ulteriormente le distanze e arriva al risultato di 4-1. Match che sembra ormai virtualmente chiuso. Ma occhio che mancano ancora ben 10 minuti più eventuale recupero. Grandissima prova da parte della squadra di casa, che nonostante il vantaggio non si è affatto persa d'animo in questo secondo tempo, non si è chiusa dietro, anzi ha continuato a essere molto arrembante e ha continuato a fare gol per ben 2 volte. Arriva 4-1 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. I giochi sembrano ormai quasi chiusi, ma mai cantare vittoria. La concentrazione deve rimanere necessariamente alta fino al triplice fischio. Dall'altro lato San Cataldese che non deve affatto lasciarsi scoraggiare dal risultato sicuramente non particolarmente favorevole, ma bisogna giocare fino a quando l'arbitro non fischia 3 volte e tentare di accorciare le distanze se si vuole in qualche modo almeno raggiungere il pari. TF che di contro continua a non perdersi d'animo e continua ad assaltare la porta. Ancora un altro tu per tu, poi scontro in aria. Ci mette il corpo Picciuca e si guadagna un altro prezioso calcio d'angolo.
Ci si prepara per la battuta del calcio d'angolo, sempre Scavone, stavolta però va per battere rasoterra e poi trovato un altro splendido gol da fuori area, dai limiti dell'area da Favaloro. Arriva a 5-1 il risultato poker della squadra di casa. Grandissimo spettacolo quello offerto dalla TF, che non sembra affatto intenzionata a fermarsi. TF che fa manita e continua a sbalordire il pubblico. Altro lancio lungo intercettato di testa alla difesa della TF nel frattempo. Poi altro lancio lungo a cercare Cusimano. Esce in maniera non particolarmente perfetta e si mangia l'occasione del 6-0 la TF. Mangione che era uscito in maniera forse fin troppo pericolosa. Nel frattempo si prepara un altro cambio, sponda TF. Va per entrare il numero 19 Francesco Siciliano per la TF. Frattempo rinvio lungo. TF che continua incessantemente a farsi vedere là davanti. Pallone che rotola sulla corsia di sinistra. Lotta sul pallone il numero 13 Buffa e prova a allontanarlo come può. Ci arriva Siciliano che subito si fa vedere, poi palla che rotola in rimessa laterale. Si preparano altri cambi nel frattempo, sponda TF. Entra il numero 14 Federico Bennardo. Va Iobua come al solito a battere la rimessa laterale. Pallone che rotola dalle parti di Mangione. Continua a pressare molto alto la TF. Nel frattempo entra il numero 15 Ignazio Raffadale per la TF.
Pallone lanciato lungo, ancora in aria però. Prova ad allontanare come può la San Cataldese, ma la TF continua a farsi vedere presente. Buona lettura da parte di Yobua che allontana. Nel frattempo continua a scorrere il cronometro, 68esimo minuto di gioco. Ne mancano 2 al termine dei minuti regolamentari, più eventuale recupero dato dall'arbitro. Battuta la rimessa laterale e poi intervento abbastanza duro ai danni del numero 16. Solo un richiamo verbale da parte del direttore di gara, però. Direttore di gara a colloquio con il mister della San Cataldese. Nel frattempo si riparte da una punizione in favore della TF. A battere c'è Buffa. Pallone ancora tra i piedi della TF, tutto regolare secondo il direttore di gara che lascia correre. Va per intercettare Yobua che prova a lanciare lungo per i compagni. Pallone ancora una volta recuperato dalla San Cataldese che prova a sua volta a lanciare lungo, ma palla che rotola facilmente tra i piedi della difesa della TF. Ancora un altro assalto tentato dalla San Cataldese, ancora un altro pallone intercettato da Yobua che allontana. Rimessa laterale per la San Cataldese che prova ad assaltare ancora una volta sulla corsia di sinistra, pallone che termina in mezzo e che poi rotola tra le gambe della TF che può provare ancora una volta a ripartire. Palla che però finisce facile tra le braccia di Mangione. Poi ferma tutto il direttore di gara. Posizione un po' troppo avanzata da parte di uno dei giocatori della TF su cui era rimbalzato il pallone. Va dunque nuovamente a battere, però lo fa con le mani. Ferma tutto il direttore di gara. Avevano sentito il fischio i giocatori e stavano continuando a lottare sul pallone. Si riparte dunque da una punizione, nel frattempo 71esimo minuto di gioco, è già finito il primo minuto di recupero. Non molto chiaro ancora quanti saranno i minuti di recupero dati dall'arbitro. Rimessa laterale battuta nel frattempo, qualche trattenuta di troppo e dunque punizione per la squadra ospite. Nel frattempo si va a chiudere anche il secondo minuto di recupero al velodromo Paolo Borsellino, lancia lungo la San Cataldese, intercetta la TF che prova ancora una volta a ripartire. Non è tra i piedi di Picciuca che prova lo scambio con il compagno che non riesce. Va per la rimessa laterale Riggio. Continua a scorrere il cronometro, si sta per chiudere anche il terzo minuto di recupero.
Si riparte da una rimessa laterale battuta dall'ATF. Prova ancora una volta la San Cataldese a farsi vedere lì. Nonostante il risultato sfavorevole, i ragazzi continuano a lottare. Stessa cosa si può ampiamente dire per l'ATF, che nonostante il risultato molto favorevole sta continuando a creare, e arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Si chiude con il risultato di 5-1, il risultato di TF San Cataldese, match valido per il campionato Under 15 Elite, squadra di casa che ha dimostrato veramente in più occasioni di uscire agli artigli, chiudendo la prima metà di gara con un risultato favorevole e poi dominando il secondo tempo, segnando altri 3 gol, chiudendo dunque la gara con il risultato finale di 5-1. Veramente un'ottima prova da parte dei giocatori della squadra di casa.